stasera, oh Padre, di venire alla tua presenza, Signore. Ancora in questo momento, oh Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati, purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E come dice la tua parola, benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Signore, vogliamo benedirti attraverso la lode e l'adorazione, Signore, perché tu sei il nostro Dio, il nostro Re, e a te diamo tutta la lode e la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. A te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù. Alleluia. Meraviglioso sei, oh Padre. Alleluia. Io so che mi hai liberato, versando il sangue per me. Credo in te, credo in te. Mia forza e mio Redentore, guarito sono perché credo in te. Dillo, credo in te. Lodo il tuo nome, oh, perché salvasti me, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, amen, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore. Io so che mi hai liberato, dillo, versando il sangue credo per in me, te. credo in te, credo in te. Mia forza e mio Redentore, guarito sono perché credo in te, credo in te. Lodo il tuo nome, lodo il tuo nome, oh, perché salvasti me, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, amen, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore. Porti il mio cuore, dillo, dove sei tu? Io danzo nella tua maestà finché il mio Re verrà. Adoratori, sei il mio Redentore, amen, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, amen, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, sei il mio Redentore, sei il mio Meraviglioso sei, Signore. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza, è il mio cantico, ed è stata la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua delle fonti della salvezza. E in quel giorno direte, celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Cantate l'Eterno perché ha fatto cose grandiose. Questo sia noto in tutta la terra. Grida ed esulta di gioia, o abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Signore, vogliamo gridare a te perché la tua presenza è in questo luogo, Signore. E noi vogliamo lodarti, adorarti, glorificarti, Signore. Alleluia. A te va tutta la lode e la gloria, Signore. A te l'onore, a te la maestà, Gesù. Alleluia.
Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Gesù è Signore, Gesù è Signore, Gesù è Signore di questa nazione. Alleluia, Gesù. Alleluia. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Fratello mio, sorella mia, se questo nome, questo meraviglioso nome rimbomba nel tuo cuore, allora questo è il momento di adorarlo. Adoralo, perché nella sua parola è scritto che lui cerca adoratori. Apri il tuo cuore alla sua presenza in questo momento. Cerca la sua faccia, perché la sua presenza è in questo luogo. Onorati, oh Padre, di stare al tuo cospetto questa sera. Spirito Santo, tocca i nostri cuori ancora in questo momento. E ti vogliamo ringraziare, oh Padre, attraverso questa adorazione, Signore, che ti offriamo con un cuore sincero, con un cuore arreso, perché l'adorazione tua e ti appartiene, Signore. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoralo, adoralo, semplicemente adoralo. Sii un adoratore questa sera. Alleluia. Possa essere il tuo cuore un altare di adorazione verso colui che è il Santo, colui che è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Alleluia. Adoro te, Gesù, con tutto il cuore. Tu sei Signore, io servo te. Io lodo te, Signore, con l'anima. Tu sei verace,
Alleluia. Noi amiamo te, Signore, e lo vogliamo dimostrare attraverso l'adorazione, Padre. Alleluia. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. E la sua fedeltà ti sarà di scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, non lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Chiesa, perché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Signore, tu sei la nostra ancora di salvezza, tu sei il nostro alto rifugio, Signore, in te noi confidiamo e vogliamo esprimere la nostra gratitudine, oh Padre, attraverso l'adorazione, Signore. Ricevi questa adorazione, Signore, perché tu e te appartieni, oh Padre. Ti adoriamo, Signore. È l'unico modo, Padre, per dirti grazie per il tuo immenso amore, Signore, quello di adorarti. E lo vogliamo fare con tutto il nostro essere, Signore, spirito, anima e corpo. Alleluia. Adoriamo il Signore, amen. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Dillo. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa Si illuminò di te. Gesù. hai parlato al mio cuore. La tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Dillo. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io Sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me, tu Signor, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, tu Signor, tu hai cura di me, dillo, tu vegli su me, tu vivi in me.
hai cura di me, hai cura di me, Gesù, hai cura di me. Tu hai cura di me in ogni area. Tu hai cura di me, Signore. Tu hai cura. Hai cura di me. Hai cura di me. Hai cura di me, Hai cura di me. hai cura di me, Hai cura di me, hai cura di me, mio Gesù, hai cura di me, 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 Signore, hai cura di me. Alleluia. Sì, Signore. Tu ti prendi cura di me, Signore. Ti prendi cura della mia casa, ti prendi cura della mia famiglia, ti prendi cura dei miei figli, ti prendi cura del mio lavoro, Signore. Oh, Signore, tu ti prendi cura del tuo popolo, Padre. Ti prendi cura della tua Chiesa, Signore. Grande è il tuo amore, oh Padre. E per questo, Signore, ancora in questa sera, Padre, come è scritto nella tua parola, per le tue lividure siamo stati guariti, Signore. Io proclamo e dichiaro che questa parola vada a compimento sugli ammalati del tuo popolo, Signore. Io proclamo e dichiaro guarigione, oh Padre, sugli ammalati del tuo popolo nel nome di Gesù Cristo, Signore. Che ogni infermità secchi ora nel nome di Gesù, a motivo della tua parola, a motivo del tuo amore, Signore. E ancora voglio mettere queste richieste di preghiera davanti al tuo trono, oh Padre. Voglio pregarti per Naomi, per Gabriele, Signore. Ti preghiamo, Signore, per guarigione completa. Manifesta la tua gloria, Signore, nel nome di Gesù. Ancora che tutti i giovani, oh Padre, che possono arrendersi nelle mani del tuo Signore, Signore. Ancora Pasquale, Romano chiede guarigione. Ancora Snecia, che il Signore possa proteggere questa gravidanza. Ancora Aldo e Donato che chiedono preghiera per liberazione e salvezza. Ancora Camillo davanti al tuo trono. Ancora Andrea, Lello. Ancora Vittorio. Signore, stendi la tua mano potente, che la tua gloria si possa manifestare con potenza, Signore, nelle loro vite, e siano testimonianze viventi del tuo amore e della tua grazia, Signore. Alleluia. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione davanti alla presenza di Dio. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con la lode, e ciò sarà gradito all'Eterno più di un bue o di un torello che abbia corna ed unghie. Qual è la tua offerta questa sera per il Signore? Offri il tuo cuore questa sera, che ogni radice d'amarezza, che ogni cosa che ha preso possesso del tuo cuore possa essere messo fuori questa sera, e che l'amore di Dio possa riempire il tuo cuore questa sera. Adoralo. Adoralo. Alleluia. alzo le mani, Anche se non ho forze, anche se non ho forze, alzo le mani solo a te, anche se ho mille problemi. Oh, quando alzo le mani comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani comincio a sentire. Alza le tue mani per sentire il fuoco.
il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani, alzo le mani. Alzo le mani, Alzo le mani, anche se non ho forze. anche se non ho forze. Alzo le mani, anche se ho mille problemi. Oh, quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Oh, quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, dillo. Tutto questo è possibile quando alzo le mani, quando alzo le mani, quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Oh, quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Meraviglioso sei Gesù, meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato, dillo, ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero, io non desidero, Che te, io non desidero che te. io non desidero che te, Io non desidero che te. io non desidero che te, Io non desidero che te. io non desidero che te. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me.
Alleluia, meraviglioso sei, Signore, meraviglioso è il tuo nome, Signore, meraviglioso stare nella tua presenza, Signore. Ancora vogliamo pregarti per gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, le carceri, Signore. Quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, oh Padre, stendi la tua mano. Possa tu, Signore Dio, intervenire con potenza e gloria. E ancora, Padre d'amore, mettiamo il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori, oh Padre, attraverso la tua santa e meravigliosa parola. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, ma soprattutto che i nostri cuori, oh Padre, si aprano affinché possiamo ricevere, Signore, il messaggio che scende dal cielo. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Gesù. Amen. Gloria a Dio. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Ok, allora vogliamo prepararci per l'offerta. Amen. Alleluia, vogliamo pregare per l'offerta. Alleluia, Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza e vogliamo dare questa offerta, Signore, che andiamo con tutto il nostro cuore, oh Padre, e lo vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, oh Padre. Ti preghiamo ancora di benedire il tuo popolo, la tua eredità, oh Signore. Prenditi cura, Signore Dio, di chi ne ha il bisogno, Padre. E a te diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò. Dillo. Che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai, benignità. Poi davanti a me la mensa tua preparerai e con olio tu mi ungerai ed io traboccherò E per lunghi giorni. e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto, alleluia. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto. Questo è tutto nella vita mia. Altro bene io non troverò che amare te, servire te. Che amare te, servire te. Che amare te, servire te. Alleluia, questo è tutto della nostra vita, Signore, amare te e servire te. E ancora vogliamo dire, Signore, parla ai nostri cuori. Abbiamo bisogno della tua parola. Vogliamo ascoltare ciò che ti ha messo nel cuore del suo servo questa sera? Dio parlerà ai nostri cuori, amen. Alleluia, pace a tutti che siete qui in presenza e pace a chi ci ascolta da casa. Io in verità pensavo di non farcela venire nella casa di Dio, ma io ringrazio il Signore per come sono qui, anche perché sentivo forte il desiderio di essere presente, di stare in mezzo al popolo del Signore, ma soprattutto di lodare e benedire il Signore con tutto il cuore, perché questo, come diceva il canto, deve essere il tutto della nostra vita, la priorità deve essere il Signore.
e quindi stare alla sua presenza. Vogliamo andare subito alla parola di Dio che troviamo nel libro degli Atti al capitolo 7, dal versetto 20 fino al 37, e poi prenderemo più avanti qualche altro versetto che troviamo nel libro degli Ebrei. Atti capitolo 7 dal versetto 20. Se abbiamo preso questa parola, vogliamo elevare in alto questa parola meravigliosa che il Signore ci ha donato. Caro Padre, ancora in questa sera noi ti siamo grati con tutto il cuore per come siamo giunti nella tua casa e per come, Padre, ci fai ancora attingere, Signore, a questa fonte santa meravigliosa, Signore, da cui ancora in questa sera, Signore, noi possiamo ricevere direzione, possiamo ricevere consiglio, possiamo ricevere insegnamento. Noi siamo qui per questo, per ascoltare, ma soprattutto per mettere in pratica. Io come sempre, caro Padre, ti chiedo che sia il tuo Spirito, Signore, a guidare le mie labbra e il mio cuore, affinché ogni mia parola non sia mia, ma sia dettata dalla tua volontà, e che il tuo popolo possa ricevere, Signore, quello che tu vuoi dirci, vuoi donarci, ma soprattutto vuoi consigliarci. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Allora leggiamo insieme, come dicevo, da Atti, capitolo 7, dal versetto 20. Dice così questa parola: a Dio sia tutta la gloria. In quel tempo nacque Mosè ed era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre e quando fu esposto, la figlia del faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, egli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli e i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli, avrebbero capito che Dio stava per dar loro liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro mentre litigavano e li esortò alla pace dicendo: O uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro? Ma colui che faceva torto al suo vicino lo respinse dicendo: Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri ha ucciso l'egiziano? A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò Mosè rimase stupito di quel che vedeva e come si avvicinava per osservare udì la voce del Signore che diceva: Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e ho udito i loro sospiri e sono disceso per liberarli. Or dunque vieni e io ti manderò in Egitto. Quel Mosè che avevano rifiutato dicendo: Chi ti ha costruito principe e giudice? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che era apparso nel roveto. Ed egli li condusse fuori operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: Il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo. Fin qui la parola di Dio. Io voglio parlarvi di Mosè, ma dice: perché mi prendi poi? Prendiamo Esodo 2, è più semplice, perché Esodo 2 parla di tutta la storia di Mosè, della sua nascita, del suo trascorso e anche di tutto ciò che il Signore poi aveva fatto nella sua vita. Mi piace prendere Atti capitolo 7 perché mi piace anche ricordare a me e a voi che la storia è una via maestra, cioè noi non dobbiamo mai dimenticare la storia della nostra vita, da dove veniamo,
cosa facciamo, in chi crediamo, ma soprattutto siamo tenuti sempre in questo tempo particolare di grande difficoltà o di grande Babilonia a difendere e a saper difendere la nostra fede. Stefano è uno di quelli, fratelli cari, da cui dobbiamo imparare tanto, perché lui parte da lontano, parte dalla storia di questo popolo, proprio dalla liberazione dalla schiavitù, per parlare a quelli che lo stavano in quel momento cercando di lapidare, quindi poi succederà anche questo, ma sta cercando di far capire che quel Gesù che lui predica, che lui annuncia, nella quale lui ha messo la sua fede, quel Gesù viene dal popolo di Israele, viene dalla promessa del Padre, e sta cercando attraverso questa, è una storia meravigliosa. Se la continuiamo a leggere ci accorgiamo che lui è meticoloso, è molto, come posso dire, fa un'esposizione di questa storia in modo straordinario che noi non vediamo in nessuno nella parola di Dio, per dire che cosa? Che Gesù, il Cristo, che lui stava testimoniando, che lui stava annunciando, veniva dal popolo di Israele, dalla stirpe di Abramo. E per questo, a difesa di questa sua fede in Cristo, dice la parola di Dio che lui sarà lapidato di fronte a quel popolo, a quel Sinedrio che alla parola, quando lui dirà io vedo i cieli aperti, il Signore assiso alla destra del Padre, gli costerà la vita. Ma lui, fratelli cari, proprio in questa storia meravigliosa di questo popolo parlerà di Mosè, parlerà di quest'uomo di Dio, di questo ragazzo che nasce diciamo sotto un periodo particolare, perché ci troviamo in Egitto, il popolo di Israele è schiavo lì in Egitto già da molti anni, e dice la parola che è nato un faraone che non ha conosciuto Giuseppe, ciò che aveva fatto per questo popolo di cui il Signore se n'era servito. Era trascorso gli anni e quindi era suscitato un altro faraone che non aveva riconosciuto in Giuseppe, quindi diciamo nella stirpe di questo popolo, ciò che i benefici avevano tratto tutti. E quindi questo popolo si trova lì in schiavitù in Egitto, sta lavorando, soffre, grida al Signore sicuramente, e dice la parola di Dio che nasce questo ragazzo. In quel tempo il faraone dice che i maschi non possono diciamo vivere, devono essere esposti, devono essere uccisi. Ma questa donna vide che questo ragazzo è così bello e quindi non se la sente di farlo morire, quindi dice la parola che lo mette sull'acqua in un cesto, lo asparge dentro e di fuori di pesce e lo lascia andare su questo Nilo, lo affida alle acque. E dice che mentre questo ragazzino sta in questo cesto, la sorella più grande Miriam lo osserva da lontano e vede che questo cesto ad un certo punto viene raccolta dalla figlia del faraone. Sapete la storia più di me, che alla fine questo ragazzo Mosè, perché significa proprio tratto dalle acque, cresce nella casa del faraone. Dice la parola di Dio, lui cresce in sapienza, in tutta la conoscenza di questo popolo. Quindi cresce, dice la parola di Dio, passano circa 40 anni e siamo arrivati alla storia di questa sera dove Stefano racconterà in modo molto minuzioso questa storia di Mosè, che superati i 40 anni penso che Mosè non si sia mai dimenticato da cui veniva, da dove veniva, qual era la sua origine, e quindi dice che mentre va a visitare i suoi fratelli, il suo popolo, vide che un egiziano sta oltraggiando, sta offendendo un suo fratello e quindi interviene, dice la parola di Dio, che ammazza questo egiziano e lo seppellisce, poi fa questa cosa a difesa di questo suo fratello. Però lui pensa di fare una cosa buona, come tante volte, fratelli cari, succede a noi. Noi pensiamo a volte di intervenire, dice ma io ho cercato di fare una cosa buona, di mettere pace, di mettere serenità, e poi mi ritrovo, diciamo, in qualche modo, come posso dire, non apprezzato dalle persone. Questo è quello che succede un po' a Mosè. Mosè cerca di intervenire, di far capire a questo popolo che forse era arrivato il tempo che questa schiavitù stava finendo. Ma questo era un pensiero di Mosè, come tante volte sono i nostri pensieri, fratelli cari. Noi tante volte pensiamo che il Signore ci abbia mandato, ci abbia, come posso dire, ci abbia usato per fare determinate cose, poi ci accorgiamo che i risultati che otteniamo non sono quelli sperati. E anche qui Mosè, lui pensava che questo popolo pensava che ad un certo punto capiva che era arrivato il liberatore Mosè. Ma dice la parola di Dio, andando avanti, fratelli cari, che
il giorno seguente, mentre si reca di nuovo a trovare i suoi fratelli, cerca di adesso mettere pace di un litigio tra due fratelli dello stesso popolo. E mentre cerca di fare da paciere, dice la parola di Dio, che qualcuno lo offende, lo giudica e gli dice: ma vorresti fare a me quello che tu ieri hai fatto all'egiziano, no? Quindi gli rinfaccia quell'omicidio, quell'aggressione che lui ha fatto per difendere un suo fratello. E vedete, a questa parola così dura che Mosè riceve perché cerca di mettere pace, lui dice: ma voi siete fratelli, perché litigate? No? È come se in mezzo al popolo del Signore uno interviene fra fratelli e sorelle e dice: ma non bisogna litigare, noi siamo fratelli e sorelle, non c'è bisogno di questo. E qualcuno, al posto di apprezzare queste tue parole, cerca di offenderti, cerca di giudicarti, cerca di forse ricordarti di qualche malefatta che tu in un momento particolare hai fatto nella tua vita. E dice la parola di Dio che a questa parola di questo suo fratello lui scappa via e se ne va nel paese di Madian. Vedete, tante volte io dicevo, pure Mosè in questa storia particolare cercava e pensava di essere un uomo usato da Dio in quel momento, in quel tempo. E tante volte, fratelli cari, noi lo facciamo con cuore, lo facciamo con sincerità, cerchiamo di muoverci per, come posso dire, portare onore al Signore, per cercare di portare la sua parola, ma tante volte, fratelli cari, ci accorgiamo che non siamo apprezzati. Non siamo apprezzati, fratelli cari. Questo è un po' quello che è successo a Mosè. Difatti dice la parola di Dio che lui scappa a queste parole perché si sente offeso e va nel paese di Madian. Dice la parola, Stefano è molto bravo, sintetico su questo aspetto di questa storia, e dice che mentre arriva a Madian lui lì conosce la moglie, quindi ha 2 figli, ma passano altri 40 anni. Quindi passano 80 anni, fratelli cari, da quell'evento particolare dove Mosè pensava che il Signore si sarebbe servito di lui. Mosè forse 40 anni prima pensava: il Signore si servirà di me, perché io non mi sono identificato con gli egiziani, anche se sono cresciuto in quella casa, ma io mi riconosco in questo popolo, mi riconosco che sono un israelita, mi riconosco che loro schiavi sono i miei fratelli. Non aveva dimenticato, fratelli cari, da cui veniva, dall'origine che lui veniva. E quindi dice la parola che mentre pascola, diciamo, il suo gregge, passa il deserto, dice la parola di Dio, e si trova, questa parola dice che si trova ad avere una visione straordinaria. Si trova sul monte Sinai, fratelli e sorelle, dove Mosè ha una visione particolare, potente, meravigliosa, una visione che gli cambierà la vita. Ha un incontro con il Signore. Vedete, è qui che cambia la vita di Mosè. È qui che ad un certo punto Mosè capisce di essere davanti all'Iddio Altissimo, e il Signore dice la parola di Dio che si rivela, gli parla e dice: Mosè, Mosè, gli parla, e lui tutto tremante dice la parola di Dio, dice: Signore, ma rimane un po' così basito, senza dire una parola, perché di fronte a questo spettacolo meraviglioso di questo roveto ardente che non si consuma, lui rimane così basito. Ma il Signore gli parla e gli dice: io sono l'Iddio di tuo padre, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E lì, fratelli cari, che il Signore gli dice: togliti i calzari che tu sei su una terra santa. Fratelli cari, noi, la nostra vita cambia non perché noi decidiamo che cambia la nostra vita. La nostra vita cambia quando noi abbiamo un incontro personale con il Signore. Allora non quello che io voglio, quello che io faccio, ma quando il Signore mi chiama a fare delle cose. Vedete, Mosè è qui che di fronte a questa visione, a questo mandato che il Signore gli darà, lui non si sente più come prima, non si sente forte, valoroso, non si sente più coraggioso, ma quando il Signore dice vai in Egitto e libera il mio popolo, lui dice: Signore, ma dove vado? Vedete, quando siamo, nella carne, quando siamo guidati da noi stessi, dalla nostra capacità, noi pensiamo di essere forti, coraggiosi, pensiamo che il Signore in quel momento si stia usando di noi. Però vedete, non è così. Mosè deve capire, fratelli cari, che non è quello che lui vuole, è quello che lui vuole fare, ma è quello che Dio vuole dalle nostre vite.
Lui solo adesso capirà, quando è un incontro particolare con il Signore, ed ognuno di noi l'ha avuto. Non è quello che io voglio, fratelli cari, è quello che Dio vuole nella mia vita. E quando tu ti trovi al cospetto di Dio e fai un'esperienza con Dio, tu non ti senti più come prima, come Mosè, coraggioso, forte, aitante, che lotta, uccide, ma si sente mancante, si sente debole, dice: Signore, ma dove andrò? Io non sono capace di poter andare dal Faraone e liberare il tuo popolo. Fratelli cari, noi dobbiamo imparare che non quello che vogliamo noi, ma quello che Dio vuole dalle nostre vite, quello che Dio vuole fare nelle nostre vite. Vedete, Mosè ad un certo punto di questa storia, mentre il Signore dice di andare lì a liberare il suo popolo, lui si sente mancante, dice: ma dove andrò? Non ce la faccio. Certo, non saranno, fratelli cari, le nostre forze, le mie o le tue forze, ma è il mandato di Dio che ti porterà a fare determinate cose. Se Dio ti manda e ti equipaggia, se Dio ti manda e ti forma, se Dio ti manda, Dio è con te. Difatti il Signore gli dirà: io sarò con te, io ci sarò, l'io sono sarà con te quando andrai in Egitto. Allora, fratelli cari, quante volte è successo nella nostra vita che noi abbiamo pensato di fare delle cose, abbiamo pensato che il Signore forse in quel momento si stesse servendo di noi, ma poi ci siamo accorti che i risultati erano deludenti e abbiamo capito che il Signore non ci aveva mandati, era una mente nostra, era un fare nostro, perché i risultati non sono arrivati. Ma se noi, fratelli cari, facciamo come Mosè, ci rimbocchiamo un po' le maniche, cioè capiamo che il tempo non è il tempo nostro, ma è il tempo di Dio, ma che soprattutto è che Dio che manda, ma è soprattutto, fratelli cari, che noi dobbiamo avere un'esperienza faccia a faccia con il Signore. Noi dobbiamo vivere di quell'esperienza, di quella comunione con il Signore. Quando tu ti interfacci con il Signore, tu capisci che non sei tu a fare delle cose, che non è la tua capacità, non è il tuo sapere come aveva quello di Mosè, che era cresciuto alla corte del Faraone. Non era il suo sapere egiziano, fratelli cari. Ma quando lui è andato di nuovo in Egitto, fratelli cari, è il mandato di Dio che era con lui. E lui riusciva in tutte le cose che il Signore gli aveva comandato, perché il Signore era con lui. Noi dobbiamo imparare questo in questo tempo, che lui ha rinnegato ciò che era prima. Noi dobbiamo rinnegare, fratelli cari, ciò che eravamo prima. Ma tante volte nella nostra vita noi diciamo: se io ero come prima. Ci ricordiamo di quello che eravamo prima. Se io quello che ero prima facevo in questo modo e facevo nell'altro. Noi dobbiamo dimenticare, fratelli cari, quello che eravamo prima, perché quello che eravamo prima non è buono, ma quello che è arrivato dopo è buono, come il Signore dirà nella sua parola. Quello che è arrivato dopo, quando tu incontri il Signore, che la tua vita e la mia vita è cambiata. E allora sì che tu potrai andare, perché il Signore ti ha dato un mandato, ti ha chiamato e ti ha detto: adesso vai, non quando l'hai detto tu. E Mosè, fratelli cari, in questa parola meravigliosa ci dice proprio questo. Noi tante volte vogliamo, e perdonatemi questa mia esposizione, vogliamo essere, come posso dire, elogiati, vogliamo essere rinfrancati dagli uomini, vogliamo essere elogiati dagli altri. Com'è bravo questo fratello, com'è buono questo fratello, quante cose fa questo fratello. E molti di noi, fratelli cari, si accontentano di questo, di ricevere un'esortazione, una gratificazione dagli uomini. Ma Mosè in questa parola non ci insegna questa, perché lui la gratifica non l'ha voluta. Se voleva una gratifica degli uomini restava l'egiziano che era, non si identificava con il suo popolo. Noi tante volte vogliamo essere gratificati dagli uomini, vogliamo che gli uomini ci elogiano, ci dicono bravo, ci battono le mani, fratelli cari. Ma non è così. Quando si sceglie il Signore di fare la sua volontà, tante volte non ti battono le mani, ma ti puntano il dito e ti giudicano. E vai sempre nella casa di Dio, stai sempre a fare le cose per il Signore, e stai sempre in mezzo ai fratelli, e stai sempre così. Fratelli cari, ma questa deve essere la nostra vita naturale, perché questa è la nostra vita, identificarsi
con il suo popolo, non identificarsi con le cose di questo mondo dove noi vogliamo ricevere degli applausi. E quando si serve il Signore, si sceglie il Signore, nessuno ti applaudirà, nessuno ti dirà le mani, ti dirà ben fatto fratello, bravo fratello, come sei grande fratello. No, non apprezzare queste gratificazioni dagli uomini e non le volere nemmeno, né le cercare, fratello caro, perché la retribuzione, fratelli cari, viene dall'alto, viene dal Signore, che guarda in silenzio quello che tu fai, la tua vita, quello che tu fai per Lui, ma nel silenzio del cuore. È come l'offerta, fratelli cari. Mosè qui, vedete, in modo molto silenzioso ha ricevuto un giudizio da un suo fratello. Lui è scappato via, ha lasciato tutto quello che era. Pensate un po', il futuro forse faraone d'Egitto, tutta la regalità, la ricchezza, tutti gli onori, il potere che poteva avere a sua disposizione, lui rigetta tutto e scappa via. Cioè lui di quelle cose, fratelli cari, che forse qualcuno in questo tempo ne stimerebbe in modo eclatante, lui le rigetta, non ci pensa un minuto, fugge via e scappa, fratelli cari, scappa in un deserto dove non c'è niente. Non c'è niente, fratelli cari. Da quella regalità, da quel potere, da quella ricchezza si trova solo in un deserto. Pensate un po', la fiducia di quest'uomo in Dio, che scappa. Ma scappa, fratelli cari, avendo fiducia in Dio però, perché lo dice nella parola di Dio, lo leggeremo più avanti, che lui per fede fa determinate cose, per fede si muove, per fede lascia, per fede si identifica con il suo popolo. Noi in questo tempo, fratelli cari, ci dobbiamo identificare col popolo del Signore, anche se dovremmo attraversare delle difficoltà, delle tempeste, ma io mi identifico con il popolo, non sono lontano dal popolo, non vivo in un altro modo, in un altro mondo. Io faccio parte del popolo, vivo in mezzo al popolo e questo è quello che conta, fratelli cari. E questo forse mi porterà nella mia vita, mi porterà a giudizio, forse anche solitudine, allontanamento. E io penso, non so se è successo anche a voi, quando tu dai il cuore a Gesù, veramente ti ritrovi solo nella vita, perché tutti ti allontanano. Perché quella persona che conoscevano prima e faceva le cose di prima non le fa più. Io non so qual è la tua vita in questo tempo, si identifichi ancora con le cose di questo mondo, di questa vita. E se ami ancora essere apprezzato dalle cose di questo mondo, di questa vita. No, se stiamo vivendo ancora così, fratelli e sorelle, dobbiamo ripiegare ancora una volta. Dobbiamo ascoltare il consiglio che viene dalla parola di Dio in questa sera, seguendo l'esempio di questi uomini di Dio, quindi di Mosè, che ha lasciato tutto, fratelli cari. E non ci ha pensato un attimo, ha lasciato. Aveva pensato in un attimo che il Signore l'aveva mandato, ma quando ha capito che non era il tempo è scappato via. Ha aspettato il tempo, ha aspettato altri 40 anni, a 80 anni. Qualcuno potrebbe dire, io ho 80 anni, Signore, ma tu dove mi mandi? A 80 anni. E il Signore ti dice va, perché io ci sarò con te. Tu andrai in Egitto, tu parlerai a Faraone, io sarò con te. E noi abbiamo visto ciò che Mosè, fratelli cari, attraverso la potenza e l'aiuto di Dio ha fatto in Egitto, non quello che stava facendo prima, con la sua forza, la sua capacità, il suo intelletto, pensando di imporsi ai suoi fratelli, che forse i suoi fratelli avrebbero potuto capire. Fratelli cari, gli altri capiscono e comprendono quando Dio ti manderà, non quando ti mandi da solo, quando ti approvi da solo. Ma è Dio che ti approva, è Dio che ti manda e poi ti approva. E poi il popolo ti approva, il popolo vede. Poi quando è andato in Egitto, i fratelli non hanno detto come prima, ma chi ti ha costituito giudice su di noi? Lo hanno apprezzato perché avevano capito che Dio l'aveva mandato e lo hanno accettato come liberatore. Questa è la differenza, fratelli cari. E dice la parola di Dio in un altro contesto, faccio solo una postilla su questo aspetto, che Mosè era il più mansueto di tutti gli uomini, dice la parola. Ma io mi domando e domando a voi in questa sera, ma come fa la parola di Dio ad attestare che un uomo è il più mansueto di tutti gli uomini e che non ne nasceranno più mansueti di Mosè? Ma Mosè uccide un egiziano. È una domanda un po' strana, ma la parola di Dio dice la verità.
Sapete perché la parola di Dio dice che è il più mansueto di tutti gli uomini? Non prima, ma quando lui incontra il Signore sul Monte Sinai, la sua vita cambia. Prima voleva farsi giustizia da sé, ma poi lui deve capire che la giustizia viene dal Signore. E quindi lui diventa, in quel rovete ardente, in quella esperienza meravigliosa, lui diventa lì il più mansueto di tutti gli uomini, non prima. Come noi, fratelli cari, non prima. Noi eravamo irascibili, eravamo senza pazienza e ognuno di noi aveva 1000 difetti. Penso ce l'abbiamo anche adesso, però penso che Dio abbia fatto un'opera meravigliosa. Deve togliere ancora tante spigolature dalla nostra vita sicuramente. Non ci abbiamo l'aureola e nessuno pensa di averla. Però io, quando guardo la mia vita indietro, io mi riconosco in un certo modo. Certo, ci sono ancora tante cose che il Signore deve limare, però mi ricordo di quello che ero. Certo, ero una brava persona anche prima, però poi quando impatti con la parola di Dio e il Signore ti accorgi di essere mancante, non di essere una brava persona, un bravo marito, un bravo papà, un buon lavoratore, un uomo di casa e chiesa. Ti riconosci che tutte quelle cose non è quello, ma quando tu fai un'esperienza col Signore la tua vita cambia e si trasforma. E quindi vedete, la vita di Mosè cambia e si trasforma quando ha questa esperienza particolare sul Monte Sinai. Allora che cosa succede, fratelli cari? Succede una cosa meravigliosa, che quel fratello che molti avevano disdegnato, avevano accusato di non essere il loro liberatore, il Signore lo manda lì. Quindi il Signore lo manda quel Mosè che il suo popolo aveva rigettato. Io voglio leggervi alcuni passaggi della parola di Dio che troviamo nel libro degli Ebrei al capitolo 11, perché è qui che ci dà una spiegazione molto ampia del comportamento di quest'uomo di Dio. È quello che noi dobbiamo imparare, fratelli cari, perché ad un certo punto quest'uomo lascia tutto quello che aveva prima e diciamo si identifica con il suo popolo. E dice la parola di Dio in Ebrei, versetto 23 al 26, comprendiamo in questa parola perché Mosè si muove su questo aspetto. E che cosa vuole dirci il Signore in questa sera a tutti noi? Dice così: per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori perché essi videro che il bambino era bello e non temettero ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Noi abbiamo lo sguardo rivolto alla ricompensa, fratelli cari. Lui dice la parola di questa sera che per fede ha fatto determinate cose perché il suo sguardo non era così, altezza d'uomo, vedendo le ricchezze umane, il potere, tutto quello che poteva offrire il mondo di quel tempo, di questo tempo. Ma lui alzava gli occhi al cielo, sapeva che la ricchezza, la retribuzione veniva dall'alto e che lui non aveva messo speranze in quelle ricchezze, in quel potere d'Egitto, fratelli cari. Lui la sua ricompensa la riceveva dall'alto, dice la parola di Dio. È scritto che il suo sguardo era rivolto alla ricompensa. Noi stiamo vivendo per questo, fratelli cari, o stiamo vivendo per questa vita, pensando che questa vita ci darà la ricompensa, pensando che gli uomini ci daranno la ricompensa. Noi dobbiamo imparare da quest'uomo di Dio, fratelli cari, che la ricompensa viene dal Signore e che noi dobbiamo vivere e camminare con lo sguardo verso l'alto, non ricevendo la nostra ricompensa da ciò che noi vediamo o da ciò che noi possediamo. Lui ha scelto, fratelli cari, di vivere il vituperio, dice la parola di Dio. Non è che ha scelto, dice vabbè, lascio il potere d'Egitto, la sua ricchezza e mi identifico con un altro popolo. Il popolo di Israele era un popolo comunque ricco, diciamo così, no, benestante, ma non lo era. Lui ha scelto di vivere con il vituperio di quel popolo, in quel tempo era schiavo. Quel popolo era lontano dalla sua terra. Quel popolo stava soffrendo, fratelli cari.
E noi tante volte rigettiamo tutto questo, non vogliamo, fratelli cari, identificarci col popolo del Signore. Il Signore ci insegna a soffrire con chi soffre, dice la parola di Dio, ma a rallegrarsi anche con chi si rallegra. Questo significa identificarsi, fratelli cari. E Mosè capì che non era quello che poteva ottenere in quel tempo. Lui si identificò con quel suo popolo, anche se in quel momento quel suo popolo stava soffrendo, era schiavo. Perché? Perché sapeva che identificarsi con il suo popolo, la ricompensa veniva dall'alto. Non aspettava una ricompensa di uomini o di ricchezze terrene, ma aspettava una ricchezza, una ricompensa che veniva da Dio stesso. E noi poi abbiamo visto come il Signore ha ricompensato quest'uomo. Ora in questo tempo, fratelli cari, come stiamo vivendo la nostra vita? Di quale ricompensa tu ti aspetti? Molti rimangono delusi, sapete perché? Perché si aspettano la ricompensa dagli uomini, il plauso degli uomini, come posso dire, il bravo degli uomini, e lì si sentono appagati. Io non voglio ricevere, fratelli cari, il plauso degli uomini. Voglio ricevere anche il giudizio, ma che io sia identificato con il popolo del Signore, con la Chiesa di Gesù, pellegrina su questa terra, forse anche a volte giudicata, offesa la Chiesa del Signore, ma io mi voglio identificare con la Chiesa di Gesù, perché io so che la mia ricompensa non arriverà dagli uomini, ma arriva da Gesù, arriva da Lui, fratelli cari. Allora noi dobbiamo capire in questo tempo come stiamo vivendo la nostra vita, come stiamo spendendo il nostro tempo. Lo stiamo spendendo per le cose di qua giù, per le ricchezze, per il potere di questo tempo temporaneo? No, fratelli cari. Dobbiamo rigettare un po' come ha fatto Mosè. Ha rinnegato tutto quello che aveva, possedeva, il suo potere, la sua ricchezza, la sua regalità, per vivere con il popolo del Signore. E noi dobbiamo scegliere, fratelli cari, di vivere con il popolo del Signore, vivere in mezzo al popolo del Signore, vivere per il popolo del Signore. E un po' mi veniva in mente su questo passaggio della parola di Dio, un po' quando il Signore stava con i Suoi discepoli in una casa, le folle si radunavano e la mamma, i fratelli e le sorelle del Signore cercavano Gesù. E qualcuno gli disse: Signore, vedi che c'è mamma, i tuoi fratelli, le tue sorelle ti cercano. Cosa disse il Signore, fratelli e sorelle? Ma chi è mamma? Mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle. Sono mia madre, mia sorella, i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio. Lui, Gesù, si identificava con il suo popolo, era parte di quel popolo. Non era venuto per ricevere regalità, anche se era re. Ma in quel tempo lui era venuto, fratelli cari, a vivere quella sua vita così. Un po' come Mosè aveva rinnegato tutto ciò che era. Dice la parola di Dio che per un tempo è stato un uomo come noi, nella precarietà umana, ma ha scelto di vivere, di identificarsi con il suo popolo. Anche in quel tempo era schiavo il popolo. E noi dobbiamo capire, fratelli cari, di identificarci con il popolo del Signore, con la Chiesa di Gesù. Vivere in mezzo alla Chiesa di Gesù, vivere con il popolo del Signore, perché io la ricompensa non me l'aspetto da questo mondo, dal potere, dalle ricchezze di questo mondo. Io la ricompensa me l'aspetto da colui che è il capo della Chiesa ed è Gesù. Come Mosè, aveva lo sguardo rivolto a chi poteva dare la ricompensa, altro che ricompensa ha avuto Mosè. Certo, ha vissuto per un certo tempo, diciamo, nella precarietà, ma poi abbiamo visto ciò che il Signore ha fatto attraverso di lui. Allora, fratelli cari, in questo tempo noi dobbiamo imparare che non siamo noi ad andare a fare e a dire. Noi faremo, diremo e vedremo tante cose se il Signore ci manda, non se vado io di testa mia. Signore, ma io sono andato nel tuo nome, ho fatto nel tuo nome. Cosa dice il Signore nella sua parola? Sì, ma io non vi conosco. Perché? Perché non sei stato mandato dal Signore, hai fatto di testa tua, hai pensato. No, Mosè dovette imparare che non era il tempo o quello che lui pensava, o che il fatto di essere il figlio della figlia del faraone a far giustizia in mezzo al popolo.
ma tu potevi essere il paciere, potevi essere il liberatore solo se il Signore lo mandava. E così è accaduto. Ora in questo tempo, fratelli cari, attraverso questa parola il Signore vuole consigliarci. Vuole consigliarci, fratelli cari, di fare delle scelte. Perché se non l'hai fatta ancora bisogna fare delle scelte, fratelli cari. Delle scelte come l'ha fatto Mosè. Una scelta come l'ha fatto Stefano, che gli è costata la vita. Pur di non rigettare né negare la sua fede, lui è stato lapidato ed ucciso. Perché? Si è identificato con Cristo, non l'ha rinnegato. Mosè ha fatto la stessa cosa, non ha guardato i tesori d'Egitto. Non guardare i tesori di questo mondo perché finiranno, sono solo per un tempo. Ma guarda la ricompensa di chi ricompensa gli uomini. E questo è Gesù. E non una ricompensa fatta di ricchezze, di oro, argento, di denaro, ma una ricompensa fatta di altre cose, di cose eterne, meravigliose che non passeranno mai. La vita eterna, fratelli cari. Allora in questo tempo bisogna fare una scelta. Se stiamo ancora con un piede dentro e un piede fuori, forse, non lo so, questa sera andrò nella casa di Dio, ma poi gli altri che cosa diranno? Fai una scelta in questa sera. Perché questa vita, fratelli cari, per quello che possa essere pensando di essere lunga e corta. Io stasera vi dicevo, come tante altre volte succede, non pensavo di essere qui, non ce la facevo perché avevo 3000 cose da fare. Pensate che domani mia figlia si sposa. Però io ho detto no, tutto dietro, tutto in secondo piano, in seconda linea. Ma io questa sera devo andare nella casa di Dio, devo andare dal Signore, devo andare dal mio Dio. Devo andare a meditare la sua parola, ad ascoltare, a lodare, ad adorare, ad essere in mezzo al suo popolo. Poi tutte le altre cose, anche un matrimonio, per me viene in secondo piano, fratelli cari, perché la priorità è il Signore. Perché senza di Lui non possiamo fare nulla. E la ricompensa, fratelli cari, io non me l'aspetto dagli uomini, io me l'aspetto da Gesù. Che Lui che dice la parola, che vede nel segreto del cuore. E poi davanti a tutti gli uomini, Lui ti fa venire avanti. E un po' mi veniva in mente quell'altra parabola quando quella persona viene avanti e si siede davanti senza essere chiamato da nessuno. Poi fa una brutta figura perché lo rimandano all'ultimo posto e poi fanno venire avanti una persona forse che qualcuno non meritava. Perché è il Signore che ti porta avanti, non sei tu a metterti al primo posto. È il Signore che ti metterà al primo posto, è il Signore che ti manderà, è il Signore che ti chiamerà. È il Signore, fratelli cari, e quando il Signore ci manda e ci chiama, noi vedremo la gloria di Dio. Mosè dopo ha visto la gloria di Dio, ha visto un popolo che lo ha accettato come liberatore, come condottiero, l'ha portato fuori. E Dio se ne è servito in modo meraviglioso e potente. Allora non quello che io voglio, quello che io penso di fare, anche per il Signore. Perché lui non fece nulla di male, cercava di mettere pace tra i suoi fratelli o difendere un suo fratello contro l'egiziano. Ma non era quello il modo. Non era quello il modo di uccidere un egiziano. Difatti lui dovette cambiare, essere modellato dalla presenza di Dio, da questo fuoco ardente che cambiò completamente la sua vita. E quando ti trovi al cospetto di Dio non sei più così arrogante a dire io andrò, farò, dirò. Tu dirai Signore io non sono degno, ma aiutami. Tu dirai Signore ma io sono mancante, io non so parlare come disse Mosè. Ma il Signore ti dice io ti mando, perché io sarò con te. Allora è questi, fratelli cari, non è l'inverso di quello che abbiamo detto prima. Allora in questa sera il Signore ci sta richiamando forse un attimo a dire confrontati con la mia parola, confrontati, ma soprattutto sono io che ti mando. Se io ti mando tu vedrai la gloria di Dio. E fratelli cari, io vi dico una cosa, se noi siamo qui in questa sera è perché il Signore ci ha chiamati. Non siamo qui per caso, perché qualcuno pensa di essere qui per caso. Noi siamo qui perché il Signore ad ognuno di noi ci ha fatto una chiamata specifica, diversa l'una dall'altra sicuramente. Ma se siamo qui perché il Signore ci ha chiamati. Però il Signore in questa sera ti invita a fare ancora una scelta. Perché forse stiamo buttando ancora e strizzando l'occhio a questo mondo, aspettando la ricompensa da qualcuno, da qualcos'altro. Togli questo pensiero, abbattilo. E aspetti dalla ricompensa dal Signore. Guarda in alto,
come dice il Salmo, da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto non viene dai monti, fratelli cari, perché sui monti in quel tempo si sacrificavano delle cose agli idoli. Il Signore dice: il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra, e non dai monti, non da quelle cose, diciamo, idolatriche che si facevano in quel tempo. Allora guarda in alto in questo tempo, non ti aspettare più la ricompensa degli uomini, cambia direzione. Dice: oh Signore, io servirò te, voglio fare la tua volontà, voglio prendere una decisione in questa sera, perché so che tu sei colui che dà la retribuzione, tu. Perché la retribuzione degli uomini io non la voglio la tua retribuzione, quella che tu mi darai. Allora in questa sera teniamo nel cuore questa parola e vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare e lodare il Signore con tutto il cuore, fratelli cari, perché il Signore ancora in questa sera ci ha esortati, ci ha consigliati a dire: non aspettarti la ricompensa, guarda questo mio servo. Non ha, fratelli cari, tentennato di fronte alla ricchezza o al potere di quel tempo, ha rinnegato, rigettato ogni cosa e è scappato via. Scappa via dalle cose di questo mondo e rifugiati in Dio. Fai del Signore l'Altissimo il tuo rifugio. Fai del Signore, identifica con la sua parola, con il suo popolo. E noi vedremo la gloria di Dio, fratelli cari. Fai una scelta in questo tempo. Fai una scelta, quella di servire il Signore. E non ci sono più priorità nella tua vita. Non fare più altre priorità prima del Signore. L'idolatria, fratelli cari, non è il fatto che io possa avere una statua a casa mia o un'immagine. L'idolatria è tutto quello che prende il posto che spetta al Signore, è idolatria. Quindi anche il tempo che io sottraggo al Signore e lo dedico ad altre cose, quel tempo che dovrebbe spettare al Signore, quella è idolatria. Anche il tempo. La priorità è il Signore. E noi vogliamo, fratelli cari, vogliamo vivere e fare la volontà di Dio. Noi vogliamo essere un po' come quest'uomo di Dio, come Mosè, come Stefano, come tanti altri, che non hanno pensato un minuto della scelta da fare. L'hanno fatta e basta, hanno scelto il Signore, hanno seguito. Anche se il cammino a volte è stato duro, è stato, diciamo, impervio, è stato un cammino di solitudine, ma poi alla fine il Signore ti premierà. Perché sa che tu hai scelto Lui, hai rinnegato e rigettato ogni cosa, ma ti sei affidato a Lui, hai camminato con Lui, hai camminato forse anche nel deserto, ma sapendo che in quel deserto c'era il Signore. Guarda in alto, non guardare più la ricompensa degli uomini o il plauso degli uomini, ma guardiamo in alto, sapendo che il nostro sguardo deve essere fisso nel cielo. Grazie papà per questa tua parola. Grazie papà. Fa che il nostro sguardo è rivolto alla ricompensa, Signore. Alla ricompensa, alla retribuzione che tu doni agli uomini, Signore. Noi ti ringraziamo papà. E vogliamo avere ancora un tempo, papà, di stare alla tua presenza ed adorarti, papà. Vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo ringraziarti per questa parola. Vogliamo benedirti, ma soprattutto vogliamo fare una scelta in questo tempo. Vogliamo incamminarci, Signore. Vogliamo incamminarci, arrivare, Signore, come fece Mosè, alla tua presenza sul monte Sinai, per avere ancora un'esperienza, per fare ancora un'esperienza con te. Grazie, papà. Ti adoriamo, Signore. Vogliamo adorarti. Ti adoriamo e vogliamo adorarti, Signore. Accanto a me, come nessuno mai, neanche adesso so che non mi lascerai, perché io so di aver creduto nel vero Dio, in colui che può fare al di là di quel che so.
giorno che ho gridato a te. Tu hai afferrato la mia mano, conosci tutte le mie vie. Dillo con fede, alleluia. Mi condurrà e mi risponderai ancora in ogni momento tu, in ogni istante tu, pastore della vita mia, sei stato accanto a me, non mi hai lasciato mai. Dillo, e non lo farai adesso, adoratori, in ogni momento tu, in ogni istante tu. Dillo, pastore della vita mia, sei stato accanto a me, non mi hai lasciato mai. Dillo, e non lo farai adesso, in ogni momento tu, in ogni istante tu, pastore della vita mia, sei stato accanto a me, non mi hai lasciato mai, e non lo farai adesso. Tu non lo farai, tu non mi lascerai, Gesù. Sei meraviglioso, papà. Sei meraviglioso. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo il piacere del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ascoltate il versetto 27, l'ho rimasto per ultimo. Dice così: per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Rimani fermo come se tu vedessi colui che è invisibile. Non lo vediamo, ma lui è qui. Tu devi camminare così, per fede. Io non lo vedo il Signore, ma so che c'è. Allora io cammino per quella via, per la sua volontà, rigettando, rinnegando tutti i tesori d'Egitto, per dire i tesori di questo mondo, camminando come se io vedessi il Signore. Alleluia. Cammina come se tu vedessi il Signore. Cammina con Lui, come se tu lo vedessi, dice la parola. Lui non lo vedeva, ma camminava perseverante contro le problematiche, le difficoltà, le prove che gli venivano contro. Ma lui aveva lo sguardo sull'invisibile, lo guardava, lo vedeva quasi. Questa è fede, fratelli cari, quella fede che noi dobbiamo avere, camminare per fede, camminando, vedendo il Signore. Vediamo il Signore, fratelli cari, noi lo vedremo come Egli è, dice la parola. Ma in questa sera Egli è qui. Egli è qui in mezzo al suo popolo. Ha visto ancora in questa sera come vide la sofferenza di quel popolo e scese per liberarlo. Così ha visto in questa sera la tua sofferenza, la tua difficoltà, la tua malattia, ed è sceso qui, è qui in questa sera, perché vuole portare libertà alla tua vita, vuole guarire le tue infermità. Ma questo è per fede.
Noi riceviamo per fede e in questa sera tu ricevi per fede. Ricevi per fede la tua guarigione, ricevi per fede la tua libertà, ricevi per fede in questa sera, perché quello che tu non vedi è qui, è presente e sta operando. Opera, Signore, opera, papà, opera, Signore, mentre noi ti adoriamo tu opera, Signore, portando libertà, portando forza, consolazione, guarigione. Ti prego, Signore, in questa sera, che ognuno torni a casa completamente liberato e guarito, perché ancora in questa sera, papà, noi abbiamo fatto una scelta di servire e seguire te. Vogliamo seguire e servire te. Non ci interessano, Signore, i tesori di questo mondo, le ricompense di questo mondo, i plausi di questo mondo. Noi vogliamo vivere al tuo cospetto, vogliamo stare ai tuoi piedi. Grazie papà, vogliamo stare ai tuoi piedi. Grazie papà. Alleluia, lodiamo il Signore, adoriamolo tutti insieme, fratelli cari, adoriamolo. Adoriamo il nostro Dio meraviglioso. Alleluia. A te tutta la gloria, papà, tutta la gloria, Signore. A te la gloria, Signore. Grazie papà. Signore, alleluia. Luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può far del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi riardi. C'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi, ai tuoi piedi. Apro il mio cuore, alleluia. Apro il mio cuore ai tuoi piedi. Io dono ciò che ho, luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può far del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, Dio Signore, più grande,
stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi, non c'è un luogo più alto, un luogo più sicuro, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. e qui Io voglio restare prostrato ai tuoi piedi, Padre mio, ai piedi tuoi. Sì, Padre. Non c'è un luogo più alto, più meraviglioso, Signore, di stare ai tuoi piedi, papà. Grazie, papà, per come ci concedi, Signore, questa forza. Vito Romanazzi per supporto in preghiera, e noi vogliamo sostenere questo nostro fratello in preghiera. Ancora vogliamo pregare per i paesi che sono in guerra, per tutti quei fratelli, quelle sorelle che sono in quei luoghi, Signore, così di grande difficoltà, Signore, dove a volte anche la fede, Signore, professata è in pericolo, Signore, ma sostienili tu, Signore. Sia il tuo spirito, Signore, a dargli nuove forze, papà. Così per Emanuele, che si chiede conversione per questo giovane, Signore, tocca il suo cuore. E così vogliamo continuare di nuovo, Signore, mettere davanti a te Gabriele, Signore. Noi vogliamo pregarti per Pasquale, per Camillo, Signore, di debellare ogni male dal loro corpo nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù proclamiamo libertà da ogni malattia per i nostri fratelli e sorelle, Signore. Grazie, papà. Grazie, papà. Noi ti siamo grati con tutto il cuore, Signore. E come è scritto nella tua parola, Signore, noi vogliamo rimanere fermi, come se vedessimo, Signore, colui che è invisibile. Grazie, papà. Noi vogliamo restare fermi. Vogliamo restare fermi, Signore. Grazie, papà. Grazie, papà. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Signore. A te la gloria, papà. A te la gloria, Padre. Grazie per la tua presenza, Signore. Grazie, Gesù. Sei prezioso, papà. A te tutta la gloria, Signore. Il tuo popolo ti adora. Ti adora il tuo popolo, Signore. Il tuo popolo è ancora ai tuoi piedi, Signore, per adorarti, Signore. Grazie, papà. Vere giù, vogliamo dirlo tutti insieme? Le tue vie sono re delle nazioni, chi non ti temerà. Un forte alleluia. Alleluia.
il servo di Dio ed il cantico dell'agnello dicendo Meravigliosi, alleluia. meravigliose sono le opere tue, Dio onnipotente, vere e giuste, le tue vie sono re delle nazioni, chi non ti temerà, alleluia, 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 alleluia. Alza le tue mani e grida alleluia. Alleluia, 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 Signore. Sei meraviglioso, papà. E stare alla tua presenza, Signore, veramente riempie il nostro cuore. E noi in questa sera, Signore, vogliamo ringraziarti e benedirti, Signore, per tutto quello che tu ci hai donato in questa sera, ma soprattutto per il consiglio della tua parola, Signore, che ancora, Signore, ci ha fatto comprendere, Signore, di non stimare le cose di qua giù, papà, ma di seguire te, Signore, di avere lo sguardo in alto a colui che potrà e ci darà la retribuzione, Signore, stando fermi, Signore, su questa posizione. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà. Continua a benedire questa serata, Signore, benedici ognuno di noi, anche chi ci ha ascoltato, Signore, da casa, ci ha visti da casa, Signore, benedici le loro case, le loro famiglie, i loro figli, le loro attività, ma soprattutto tocca il loro cuore, che noi possiamo vederli qui in mezzo al tuo popolo a lodare e benedire te. Grazie, papà, per come tu ci hai dato questa grande famiglia, Signore, questo popolo meraviglioso. Grazie, Signore, per come, Signore Dio, veramente tu in noi metti questo amore particolare. E ti preghiamo ancora di accompagnarci in questa sera alle nostre momentanee dimore, Signore, e se domani ancora tu ce lo doni, Signore, aiutaci, Signore, veramente a camminare con lo sguardo in alto, a vedere lassù, perché è vero che abbiamo detto che noi seguiamo colui che non vediamo, ma noi spiritualmente ti vediamo, papà, ti vediamo e ti sentiamo forte come in questa sera e ti ringraziamo con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti, pace a tutti.